Il Signor disse a Mosè: Vada al faraon, perciò che è stato io a indurre il suo cur e il cur dei suoi fameis, per poter fare i miei spiei fra mezzi loro. In modo che tu puoi scontare al fi e al figlio di tuo figlio, c'è molto che hai giuato egiziani e c'è certe di spiei che hai fatto fra mezzi loro e perché sappi che io sei il Signore. Mosè e Aaron all'erin dal faraon e disserin: Signor, Dio degli ebrei, sal discussi, fin quanti intendi tu di tigni teste quintri di me? Lascia che il mio popolo all'edi offrimi un sacrifici. Se non tu lasci là il mio popolo, con domani o manderai i giupezzi su tutte le chiere. Attapponeranno la faccia da chiere che non si riavrà neanche a viole il terreno. Arrasparanno quel poco che ha sparagnat la tempieste e annetteranno via tutti gli arbori che crescono in ta campagna. Aiemplaranno le stiasis di tutti i famesi e le stiasis di tutti gli egiziani. Robis che i tiei paris e i paris dei tiei paris non danno ioduris di compagni dal dì che sono venuti in questo mondo fin da ue. Poi si volta e al salta fuori la chiesa dal faraon. I famesi dal faraon gli disserin: Quel chi hai al die sentiamo per troppo, un tramai per no, lascia la che stai int, che lei fa un sacrificio al Signor Dio, non hai sentiamo capito che d'Egitto al va finire malamentri? Allora, a fare intorno a Mosè e Aaron dal faraon, che ordise: Lei ti fa un sacrificio al Signor vostro Dio. Ma qui sono che i candi partì? I rispose Mosè: O menarin con non estris fis e nestres fies, in estris nemai piccoli e poi grandi. Per no hai une fieste dal Signor. Dissale il faraon: Che il Signor al sedi con voatris come io ius lasci là, voatris, li vostris feminis e i vostris fruts. Vi odeis o c'è tante tristerie che veis voatris? Non la fe. Lei dome voatris oms a fa un sacrificio al Signor. Calece che domandais voatris. E io parin fur da pregince dal faraon. Il Signore dice a Mosè: Alce la tua man par zore di l'Egitto, che vengono in giupez, che polombi in su paregion dall'Egitto e canetti in di raspe tutte le erbe, e duce che la tempieste non ha fiscato. Mosè alce il suo baston par zore dall'Egitto, e il Signore al mande sulla chiere un aier da Jevade che al svinte tutto il dia e tutte le notte. Talin domandi buinore, l'aier da Jevade aveva menato ogni giupez. I giuplez a plombare in su tutte la regione dall'Egitto e si poiare in su tutte le chiere dall'Egitto. Andere tanti che era una disperazione. Non si indere io dus ten giuplez prima di che volte e neanche dopo non si indere io dut un flagel di che sorte. A taponare in la faccia da chiere e a faggiare il fisch in tutta la regione, a nettare in di raspe tutte le erbe da chiere e tutti gli spomis dagli arbori che li aveva sparagnare la tempieste. In tutto il territorio dell'Egitto non resta una quarta di vert, né sugli arbori né dagli erbe dai chiams. Il faraon spesse acclama a Mosè e Aaron pardì, o è peccato quintri dal Signor vostro Dio e quintri di voatris. Perdonate il mio fall, gli scongiuri, a mancul queste volte, e pregate il Signor vostro Dio che slontali di me che flagel che mi coppe. Mosè alzalte fu la chiesa dal faraon e al pre il Signor. Il Signor al tramude l'aier da Jevade in un aiaron di mont, che al parte via di giupez e io sgurte tal mal da Tianusis. Non resta un giuppet di semence in tutto il territorio dell'Egitto. Ma il Signor all'indurì il cur del faraon, che noi vola fe non lascia la Israeliz.